Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonia. Antonino, ci sei? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Antonino, di nuovo buonasera e ora ci siamo, partiamo. Grazie Sveva, di nuovo buonasera e buon lavoro a te, ma scusate, io purtroppo ero rimasto ipnotizzato dalla canzone di Enzo Carella, Barbara del 1979. Barbara, rapinosa salimi, scioglilo per noi. Ma vabbè, lasciamo stare. Il testo poi di Pasquale Panella, come sempre, coinvolgente. Non eravamo ancora alle vette di Trottolino amoroso, da, ma ci saremmo arrivati. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1003 di oggi, giovedì 22 di maggio è l'anno del Signore 2025, Santa Rita, auguri, anche Santa Giulia, quindi buon onomastico a Giulia, Giulio Cainarca, Giulio, tutti i Giulio che volete. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, Radio Libertà, fesso chi non lo legge, perché vi perdete il liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe appunto dell'onomasticato Cainarca suddetto, la rassegna stampa di Semmi Varin che sto temporaneamente e indegnamente sostituendo io, e poi naturalmente videopillole, editoriali, noccioline, caramelle, roba che stuzzicherà la vostra mente. Le nostre coordinate sono sempre quelle: 340-670-9659, le vostre zappe, il telefono 0292947222 quando lo dirò io. Ma adesso Sveva, intanto di nuovo buon lavoro, se sei pronta vai pure con diritto e rovescio di lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, e andiamo. L'opposizione politica se la prende con i media e soprattutto con la RAI, accusandoli di oscurare i prossimi referendum, impedendo così alla gente di farsene un'idea. Il sondaggio Eumetra, per conto della trasmissione Piazza Pulita sulla 7, è di parere contrario. Dai suoi sondaggi infatti risulta che l'80% degli interpellati conosce le date nelle quali si terranno i referendum e il 75% di questi conosce anche i quesiti che saranno posti. Ciò nonostante si stima che sia ugualmente bassa la frequenza al voto, che infatti viene stimata sul 35%, ben al di sotto quindi al quorum che è pari al 50% più 1 degli aventi diritto al voto. Se non si raggiunge il quorum, il referendum viene invalidato. Questi dati vengono confermati anche da altri istituti come l'SVG, che stima l'affluenza al 36%, e anche dall'Ipsos, che stima un massimo di affluenza del 38%. Queste cifre dimostrano che l'istituto del referendum si è logorato in Italia nel tempo dopo il grande successo nel 1974 in occasione di quello sul divorzio che cambiò l'Italia. Ha pienamente ragione Pierluigi. Antonino, ci senti? Sì, ti sento, s'era chiuso il microfono. Stavo dicendo, ha ragione, ha pienamente ragione Pierluigi Magnaschi quando dice che l'istituto del referendum è stato logorato in Italia, perché è stato usato per tutto e il contrario di tutto, e francamente era strumento concepito per farvi ricorso solo in circostanze straordinarie. Invece l'hanno trasformato
in uno strumento per tentare di fare riforme, per tentare di fare cose che in sé per sé il referendum, peraltro abrogativo, non consentirebbe. E d'altronde poi si beccano la bassa affluenza, si beccano nelle andate al mare, si beccano tutte ste robe qua. Per cui che cosa volete di più dalla vita? Va bene Sveva, senti, se siamo pronti possiamo andare allora anche con il qui Parlamento di questa sera. Abbiamo l'onorevole Boff, se siamo pronti vai pure. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva e grazie anche alla nostra Gabriella Ronza per la teoria dei 6 gradi di separazione. Alle volte le persone che cerchiamo sono più vicine di quanto possiamo immaginare. Ma detto ciò, parliamo adesso di Islam. Ve l'avevo promessa stamattina al termine della rassegna stampa questa intervista. Io ho parlato con Anna Cisint. Perché? Che cosa è successo? È successo, se non avete seguito la rassegna ve lo ricapitolo qua, ve lo recupero qui, insomma lo recuperiamo qui. C'è un dossier dei servizi segreti francesi che insomma spiega come i fratelli musulmani stanno surrettiziamente islamizzando e sottomettendo l'Europa. La Cisint, forte di questo, forte anche dell'inchiesta che sta facendo Il Tempo, partendo dal caso della moschea, o meglio, quella che vorrebbe essere una moschea a Paderno Dugnano. Pensate, hanno speso 550.000 euro per rilevare un'ex sala del Regno dei Testimoni di Geova e farne una moschea da 1.000 persone per turno di preghiera. Beh, insomma, ci sono molte domande che ci si sta ponendo. E la nostra Cisint ha presentato un'interrogazione in Parlamento. Non abbiamo parlato solo di questo, abbiamo parlato anche di amianto e del caso Merano con la sindachessa che ha avuto l'allergia nel mettersi il primo giorno la fascia tricolore. State a sentire che cosa ci siamo detti. Grazie ancora ad Anna Cisint. Vai pure, Sveva. Allora, io stasera ho il piacere di ritrovare una graditissima ospite, lei la conoscete tutti, è stata sindachessa a Monfalcone, oggi è eurodeputata per la Lega, è Anna Cisint. E stamattina diciamo che i motivi per pensarci sono stati tanti. Perché? Perché intanto, vabbè, Il Tempo sta conducendo questa sua inchiesta, è la collega Sorrentino che la sta scrivendo, la sta guidando da tempo, su quanto sta succedendo a Paderno Dugnano con questo enorme centro islamico che non si capisce bene chi è che abbia tirato fuori sti 550.000 euro per comprare un posto che peraltro non ha nemmeno l'agibilità, quindi anche qui si pone tutto il tema delle moschee abusive o comunque non in regola. E già 2 volte l'onorevole Cisint è intervenuta dicendo delle cose molto, molto chiare e anche inquietanti. Perché? Perché specialmente stamattina, rifacendosi, e l'abbiamo detto anche in rassegna stampa poco fa, rifacendosi al dossier segreto che è stato commissionato dal governo francese, insomma, i Fratelli Musulmani, questa organizzazione che possiamo tranquillamente definire radicale, estremista e anche terrorista, nata in Egitto alla fine degli anni 20 del secolo scorso, in Francia stanno facendo proselitismo e vogliono sostanzialmente la sottomissione della Francia alla Sharia, né più e né meno quello che Houellebecq aveva scritto nell'omonimo romanzo. Il problema però che l'onorevole Cisint lancia è questo: guardate che questo sta arrivando anche in Italia. E ora che si fa? Intanto ben trovata. Grazie e buonasera a tutti. Prego. Allora, cosa possiamo fare davanti a tutto questo? Perché è stata presentata anche, ha presentato anche una interrogazione all'Europarlamento. Sì, allora intanto grazie per l'opportunità e anche perché questo è diventato un tema che finalmente è al centro dell'agenda italiana e noi lo stiamo portando anche al centro dell'agenda europea. La questione delle moschee, dei centri islamici, che finché io non sono partita nel 2023 con un'azione molto forte, che poi è stata definita corretta dal giudice amministrativo del Consiglio di Stato, visto che le 2 moschee erano tali e quindi in luoghi inadatti, che hanno una destinazione d'uso diversa, non possono
essere fatto in tutta Italia, anche rispetto alla regolarità o all'irregolarità, c'è un tema molto più ampio da affrontare, ed è il tema a cui lei adesso accennava, ma che io sto portando avanti da molto tempo, ovvero la purtroppo sovversione che oggi in Francia è raccontata in un report che non è stato commissionato dai razzisti xenofobi della Lega, ma è stato commissionato da ben tre ministeri, difesa, esteri e interno, del governo francese. Dopo un anno di lavoro, e il racconto ti fa venire la pelle d'oca. Nulla di diverso da quello che stiamo prospettando purtroppo da tempo e che stiamo raccontando rispetto alla Sharia, cioè la volontà di introdurre il Corano e le pratiche, tra virgolette, previste all'interno appunto dell'interpretazione che una parte importante dell'Islam radicale dà del Corano. Ma c'è molto di più, e il di più è veramente pericoloso. È pericoloso perché non è un'intenzione, ma sono azioni già partite, azioni che stanno agendo, che vengono portate avanti da queste organizzazioni, che sono delle organizzazioni piramidali molto introdotte, e dopo le dirò anche come introdotte anche a livello europeo, e che puntano alla sovversione della democrazia. Lo dicono in maniera chiarissima, la sovversione del sistema democratico, capisci? Ecco, quindi si tratta, i fratelli musulmani, e non sono gli unici peraltro, ma sicuramente in questo caso i più introdotti in Francia, che però la Francia lo racconta perché ha assegnato uno studio e ha fatto questo tipo di analisi, e non si ferma però alla Francia, cioè non è che la Francia è un enclave dove i fratelli musulmani hanno agito e si sono fermati ai confini della Francia. Questo è un tema purtroppo europeo, purtroppo è molto grave, e che non è che è appena avviato, è molto avviato. E come hanno agito? Beh, intanto modernizzandosi. Cioè la questione è che i fratelli musulmani, per diventare attrattivi, hanno fatto delle scelte, dice il rapporto, hanno fatto di 73 pagine, molto anche circostanziato, no? Hanno fatto delle reti di influenza, hanno costruito delle reti di influenza molto ficcanti, e questa azione viene svolta ovviamente, è questo che io sostengo da tempo, e per questo dico che non è soltanto una questione urbanistica di centro islamico, attraverso le moschee, dove spesso si fanno le scuole coraniche, attraverso le scuole, è quello che sta accadendo in Italia con la compiacenza delle scuole, di insegnanti purtroppo talvolta, di una parte politica che ritiene che questo possa essere nelle nostre scuole pubbliche addirittura, no? Ecco, in Francia è stato verificato che scuole private e pubbliche sono alla base di una formazione per i ragazzi, perché l'obiettivo che hanno ovviamente è quello del futuro, no? E quindi moschee, scuole, associazioni e i social media, che sono diventati i nuovi pulpiti digitali. L'obiettivo, come le dicevo, è quello di trasformare la società dall'interno, imponendo progressivamente la Sharia, ecco, con le strategie loro, cioè quella della dissimulazione. Significa, è prevista la taqiyya, no? La dissimulazione: tu sei un infedele, ti racconto quello che vuoi magari sentirti dire, ma con l'obiettivo che è il mio, cioè quello di affermare il Corano, che può andare a sostituire la Costituzione. Cioè nella loro idea questo fine è applicabile, cioè il Corano diventa la Costituzione. Tutto questo nell'analisi di queste 73 pagine emerge. Capisce? Quindi una situazione molto grave, che sono anni che alcuni di noi denunciano, e per questo siamo stati maltrattati, per questo sono ancora sotto scorta. E in Europa, dove, come ha detto lei, ho fatto già un'interrogazione rispetto a questo test, a questo report, oggi posso anche sottolineare che ne aggiungerò un'altra nelle prossime ore, nei prossimi giorni,
perché nel report si racconta anche di associazioni lobbistiche che in Europa intervengono per convincere, tra virgolette, e anche per ottenere ovviamente denaro, i parlamentari o il Parlamento europeo verso determinati obiettivi. Quindi oggi un report istituzionale dice quello che purtroppo sicuramente accade non solo in Francia. Ecco, non solo in Francia, ma c'è anche un altro fatto. Questo giochino appunto dei centri culturali che diventano delle moschee, che poi in realtà non sono delle moschee, è una cosa che stamattina, tra l'altro, è sulla Nuova di Venezia e Mestre nella cronaca di San Donà, che abbiamo letto anche questa in rassegna stampa. Lei è stata qualche tempo fa da quelle parti, Sì. proprio perché questa associazione Amahra, si chiama così, aveva Sì. praticamente in teoria costituito un centro culturale, però in realtà la gente andava a pregare. E tra l'altro è straordinario il gioco di parole che fa il presidente di questa associazione dal mio punto di vista, perché dice ma noi comunque abbiamo l'obbligo di pregare alcune volte al giorno, quindi se siamo lì mentre facciamo il doposcuola ai bambini che studiano, preserviamo le nostre tradizioni e ci scappa da pregare, che facciamo? Dove andiamo a pregare? Ecco, mi sembra un pochettino una foglia di fico, non lo so, Ma guardi, comunque c'è voluto tempo, tra l'altro, vedo, per chiuderlo questo centro. ma allora intanto sono stata a San Donà perché i cittadini poi ormai si muovono e anche il mio partito si è mosso, e quindi assieme ai rappresentanti della giunta e del consiglio comunale del comune di San Donà, assieme anche ai cittadini, a quell'associazione che mi ha coinvolto, sono stata e ho spiegato come a Monfalcone abbiamo seguito le procedure per appunto anche, come dire, dimostrare, no, che la destinazione, che in quel caso anche a San Donà non è di culto, la destinazione d'uso è un'altra, comanda rispetto a quello che fai. Cioè non è che tu puoi decidere di utilizzare un immobile direzionale o commerciale per farlo diventare di culto se il piano regolatore non lo dice. Quindi in quell'occasione ho raccontato come ci siamo mossi, perché noi anche a Monfalcone abbiamo fatto un bel po' di verbali, di analisi, di verifiche, e abbiamo potuto dimostrare che quegli ambienti, come anche a San Donà, erano destinati al culto. A quel punto ormai c'è giurisprudenza, no? Perché le nostre 3 sentenze, anche quella poi di Venezia, dimostrano, come ha detto il Consiglio di Stato, che il diritto di culto è soggettivo, quando è collettivo deve soggiacere alla norma, e il piano regolatore è una legge comunale che dice che cosa si fa dove, anche perché altrimenti violerebbe anche la pari opportunità nei confronti di chi deve soggiacere alla norma urbanistica, e creerebbe, come infatti è, una serie di situazioni di invivibilità negli ambienti che vengono utilizzati per il culto. Dopodiché le associazioni islamiche devono imparare che siamo in Italia e si rispetta la legge. Se non piace, nessuno obbliga a rimanere in Italia, ma la legge dovrebbe essere applicata, l'ordinamento giuridico dovrebbe essere applicato da tutti. Quindi quando l'ordinamento giuridico dice che tu lì non ci puoi fare un centro islamico di preghiera, tu non devi fare un centro islamico di preghiera, e se è commerciale non ci puoi fare neanche una scuola. Inoltre è abbastanza brutto e ipocrita dire che all'interno di quel locale, visto che preghiamo 5 volte, tu nel momento in cui fai altro e poi preghi. No, perché ci sono degli orari, perché hai dimostrato che quello è un luogo dove vai a pregare. Io oggi però estendo la preoccupazione, che è stata sicuramente di tipo urbanistico, la estendo a quello che ho detto prima, a questa modalità che ha ormai l'Islam radicale di insinuarsi attraverso questi centri islamici, attraverso le scuole. Questo è ancora
ancora più pericoloso in assenza di regole, perché ricordiamo che in Italia oggi non c'è l'intesa, non è stata approvata l'intesa tra lo Stato e l'Islam, quindi non ci sono regole di ingaggio dove è previsto, ad esempio, che tu mi devi dire, cara associazione, dove hai preso i soldi, da chi ti arrivano, e fai un bilancio pubblico, no? Lo pubblichi. E quindi io posso verificare che i soldi magari non ti arrivano dal Qatar, oppure che non fai il pizzo a chi ci lavora ecco, quindi sono tutte questioni molto importanti che devono essere portate avanti e denunciate, perché è a rischio la democrazia, oltre che il futuro del nostro popolo e dell'Occidente in Europa, perché l'Europa ha fatto dei passi indietro, come anche ha fatto l'Italia, purtroppo, e questi cedimenti si pagano. Sì, decisamente. Decisamente. Aggiungerei un'altra cosa a proposito della questione riguardante, come si dice, riguardante Paderno Dugnano. Spunta ora fuori un signore tale Gabala, Osama Gabala, il quale nel suo spazio Facebook, così scrive oggi la collega Sorrentino, posta tutta una serie di immagini in preghiera nella vecchia sede di Via Derna a Paderno Dugnano, posta una serie di video contro la Meloni, contro Salvini, contro il centrodestra, e poi posta anche la fotografia della scheda elettorale, perché lui, insomma, sta scheda elettorale non sappiamo se è la sua o quello che è. Comunque in questa scheda c'è la foto in cui qualcuno ha votato per l'attuale sindaco di Paderno Dugnano, sindaco che peraltro, sentita dal Il Tempo, dice con estremo candore, ma noi qui costruiamo dei ponti. Ecco, ma io non riesco molto a raccapezzarmici, diciamo così, in questa vicenda. Non le dico che mi sento preso per i fondelli, ma ci andiamo vicino. Lei come la vede? Ma io penso che, appunto, come vi dicevo prima, questi cedimenti li pagheremo, e io penso che i sindaci, più che costruire ponti, debbano far rispettare i piani regolatori. Il sindaco dovrebbe verificare che ci sia la correttezza e il rispetto della norma, e soprattutto rendersi conto, lo dico con chiarezza, rendersi conto che le azioni che ciascuno di noi fa quando rappresenta un'istituzione devono essere indirizzate prima di tutto al rispetto della Costituzione, della legge e dei valori e dei principi del popolo che rappresenta. Quindi questo approccio, soprattutto in presenza di questa arroganza politica, perché ecco, un'altra questione che emerge dal report francese è proprio l'obiettivo, l'Islam politico, capisci? Ecco, Sì. questo signore islamico che fa questi post sta facendo politica, sta facendo proprio quello che nel report francese viene definita come l'obiettivo di sovversione della democrazia e l'attività politica islamica. Questo sta facendo, e credo che noi, se non siamo, purtroppo è che ci sono delle ideologie di sinistra che non hanno ancora ben capito verso che deriva stiamo andando, più che deriva verso che baratro. No, in compenso, se Leone XIV dice che per la Chiesa Cattolica la famiglia è costituita da uomo o donna, questi laici o presunti tali, gli stessi laici che poi fanno fare, stamattina c'era l'onorevole Rossano Sasso, pure lui con gli occhi di fuori per questa storia assurda, invitano l'imam e l'imam gli va a spiegare il versetto che riguarda la guerra santa contro gli ebrei e contro i cristiani. Ecco, questi laici qui che si sottomettono a questa roba qui sono gli stessi che, se Leone XIV dice per me la famiglia è un uomo e una donna, ma la Chiesa non deve ingerire nella laicità dello Stato. Ma invece no, questi perché signori vedi, possono parlare e dire esatto, vi scanniamo tutti. no, ma perché infatti la sinistra e tutti questi personaggi ragionano in questo modo. O tu la pensi come me o devi stare zitto, non devi fare i convegni, non devi parlare di remigrazione, non devi dire che la famiglia, che i figli si fanno con un uomo e una donna, non devi dire che la radicalizzazione islamica vuol dire sottomissione, vuol dire sharia e oggi vuol dire anche sovversione. Allora, se tu la pensi così,
devi tacere, perché il pensiero unico che è stato consentito troppo tempo e che ancora oggi è abbastanza in voga, direi, anche in Europa, è quello che che supporta tristemente queste possibilità. Vede, l'altro giorno c'è stato quel convegno sulla remigrazione. Io penso che il problema dell'immigrazione sia tale che chi delinque, noi abbiamo già abbastanza problemi in Italia, per me lo straniero che arriva qua e delinque deve tornarsene, deve essere rispedito a casa sua, che sarebbe proprio meglio che non arrivassero e che quindi è importante riuscire a gestire all'origine il problema dell'immigrazione clandestina. Io addirittura sono dell'idea che va gestita meglio l'immigrazione regolare, perché tu non puoi più far arrivare nelle città senza pianificazioni islamici che poi ti devastano il tessuto sociale. E quindi io credo, da sindaco di 9 anni in una città difficile, che questo sia giusto per i cittadini e per il futuro del nostro paese. Non c'è niente di ideologico. Bene, se tu affermi questo, allora meriti di morire, devi stare zitto, sei islamofobo, eccetera, eccetera, Fascista. eccetera. Fascista. Invece, se davanti alle sedi dei convegni, se agisci sporcando i muri, distruggendo i negozi, lo facevi nel nome del pluralismo, del multiculturalismo, della democrazia. Allora quello va bene. È veramente incredibile, perché è scomparso il buonsenso di brutto, ecco, proprio. Senta, per concludere, c'è stato un curioso fatto, anzi no, prima parliamo di cose serie. So che lei si sta occupando di amianto in questi giorni. Sì, sono infatti stata in questi 2 giorni a Milazzo, in Sicilia, perché c'è stato un convegno molto importante dell'associazione Sposti Amianto e Monfalcone ha il triste primato, assieme ad altre realtà, di morti di amianto. L'amianto è stata una fibra veramente terribile che con una latenza anche di 40 anni ha ucciso, uccide, ucciderà i nostri familiari. Io ho perso il papà, ma nella nostra zona non c'è famiglia che non ha vissuto questa tragedia, e quindi stiamo portando avanti noi come comune virtuoso, anche con la dismissione di tutti i beni pubblici. Monfalcone è amianto free rispetto agli edifici pubblici, non abbiamo più nessun edificio pubblico con amianto, e abbiamo portato avanti anche tutta una mappatura sul privato, mettendo a disposizione soldi assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, anche il Comune, per la dismissione anche dei manufatti privati, e quindi anche dal punto di vista sanitario c'è un centro unico regionale amianto. Insomma, abbiamo fatto molte cose e mi hanno invitata per portare anche l'esperienza, perché questo è un tema nazionale molto triste, molto attuale purtroppo, e quindi insieme fare rete è importante. Anche su questo in Europa ho fatto un'interrogazione, perché ho detto: guardate, bisogna investire di più in dismissione e in discariche, e bisogna anche riuscire a portare a galla le reti delle associazioni, perché sono davvero molto preziose, ecco, sia quelle che si muovono in aspetto ambientale, quelle che si muovono nell'ambito sanitario, assistenziale, e anche del messaggio, della formazione e dell'informazione. Non tutti sanno della pericolosità di questa fibra. Pensi che nel mondo sono solamente 62 i paesi che hanno normato il divieto di utilizzo dell'amianto. L'Italia nel 92, e oggi ad esempio in Ucraina si producono beni utilizzando l'amianto, in Brasile, in moltissimi altri paesi. E anche nella mia interrogazione dico all'Unione Europea: guardate, dobbiamo tutelare anche i cittadini dei Paesi membri, perché oggi nella globalizzazione i nostri figli vanno a lavorare ovunque, e quindi bisogna interagire su questo in maniera importante, perché basta una fibra e dopo 40 anni ti può arrivare questa sentenza di morte. Quando ti dicono che hai l'asbestosi è solo una questione di tempo, come per tutte le malattie asbesto correlate, una questione di tempo e poi è finita, insomma. Ecco, e naturalmente è un dramma che continua ad avvenire in silenzio, a maggior ragione abbiamo il dovere di continuare a parlarne. Sì.
se non altro per rispetto a chi soffre e muore di tutto questo. Sì. Vorrei chiudere con una nota che francamente trovo assurda, ma a sto punto voglio il parere di una donna e di un sindaco. Allora, un paio di giorni fa c'è stata la neosindachessa di Merano che non si è voluta mettere la fascia tricolore, o meglio l'ha messa, poi se l'è tolta, poi si è giustificata dicendo: ma io sono orgogliosa di essere un'italiana, semplicemente il fatto che un politico anziano mi imponesse la fascia l'ho vissuto come un momento di patriarcato. Scusi, allora, se io la chiamassi sindaco, lei mi tirerebbe uno schiaffone da sputare 32 denti? Cos'è? È diventato un apprezzamento sessuale dire una donna sindaco? Oltre che Io trovo, patriarcato. guardi, ho visto il video e l'ho trovato vergognoso. Io ho fatto il sindaco 9 anni, adesso sono in consiglio comunale come delegato anche alla sicurezza, eccetera, e orgogliosamente mi emoziono ogni volta che porto la fascia da sindaco, come previsto peraltro dalla Costituzione. Quello che ha fatto il neo sindaco di Merano lo trovo vergognoso. Vergognoso per il significato che ha togliersi la fascia in quel modo, ma trattenere però dopo il medaglione che lo stesso sindaco uscente le ha messo, perché poi lei si è lamentata della fascia, ma non si è lamentata del fatto che il minuto successivo il sindaco uscente le abbia messo al collo il medaglione, quello che probabilmente è nella tradizione del comune. Quindi ha fatto un atto gravissimo e peggio ancora quello che poi ha detto, perché a volte bisogna solo scusarsi e stare zitti e dire mi vergogno di quello che ha fatto. Lei avrebbe dovuto dirlo perché è stata eletta e riceve lo stipendio con i soldi anche degli italiani, se non lo sa, dei cittadini italiani. L'altro elemento è politico. Il PD è stato zitto, non ha detto una parola, il PD l'ha appoggiata, ma mi risulta, ho cercato anche di vedere se c'è stato qualche condanna, ma mi pare che nessuno né del PD locale di Merano né di quello regionale, delle province autonome, neanche a livello nazionale abbia detto qualche cosa. Quindi una condanna da parte mia come cittadina, come sindaco e anche semplicemente come persona che è delle istituzioni, perché tu non puoi essere eletta e prendere e vergognarti, come sembra dal video, vergognarti di mettere la fascia, perché poi c'è un risolino, non c'è solo il fatto che lo toglie. Lei fa un risolino, dice ma no, non per hacker. E poi c'è un'intervista fatta precedentemente che dimostra che in realtà lei proprio non accettava e non accetta probabilmente il fatto di rappresentare un paese. Nessuno ti ha chiesto di rimanere in Italia, ma se stai in Italia rispetta, e fai il sindaco soprattutto, rispetta quello che la Costituzione ti dice. Non vedo errori. Grazie. Grazie a lei e buonasera a tutti, grazie. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, questo era il Blasco. Scusate, ma a me quando parte Vasco Rossi, lo sapete, è un momento un po' così. Abbiamo una telefonata alle 19:10 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà qui a Zoom. Pronto, chi è là? Sì, ciao, sono Manzoni. Ciao immenso, dimmi. Allora sono veloce. La storia del tricolore, il sindaco, eccetera, eccetera. Allora, è una prerogativa della regione dell'Alto Adige, della provincia di Bolzano, che è stata concessa quando hanno finalmente chiuso la vicenda italo-austriaca, di permettere al sindaco di indossare, se vuole, il tricolore piuttosto che la fascia di Burgmaster, che sarebbe un chiavone che rispecchia il comune. Burgmaster significa borgomastro. E questo è, quindi lei ha indossato la fascia di Burgmaster perché da tedesco-italiana si riconosce di più nel Burgmaster piuttosto che nel tricolore, ma è soltanto per quelle funzioni lì. È proibito al comune di esporre sulla sede del comune una bandiera che non sia la prima italiana, la seconda deve essere quella dell'Europa e la terza può essere quella del comune. Mentre invece in alcuni comuni non espongono nemmeno il tricolore e lì sì che cascano. La Cisint ha sbagliato a dire io sono qui, io sono là. No, ha sbagliato perché non conosce le normative della provincia di Bolzano. Seconda cosa, per quanto riguarda l'amianto, voglio ricordare che Schmidauli che era e che è ancora il proprietario della Eternit, che è una società svizzera, era un grandissimo amicone di Romano Prodi ed è stato difeso da Romano Prodi in tutti i consessi dove è stato accusato Schmidauli. E però nessuno dice niente, cioè l'ha detto Romano Prodi che non è stato estradato perché è ricercato, non può venire in Italia perché è stato estradato, la Svizzera non ha concesso l'estradizione di Schmidauli per i delitti commessi dall'amianto. Comunque va bene così. E ti voglio dire un'altra cosa. Quando fate le trasmissioni, la trasmissione inizia con adesso c'è la linea, cade la linea, finisce la linea, non c'è la linea, siamo qui con la linea, Sveva chiama qui, chiama là, insomma la trasmissione che dovrebbe durare mezz'ora dura in realtà un quarto d'ora perché state cercando le linee. A questo punto prendete la linea del tram, perché vuol dire che siete messi proprio male. Ciao. Siamo commossi. Comunque in ogni caso magari la Cisint magari ne capisce di fare il sindaco. Aggiungerei anche un'altra cosa. Nel video si vede chiaramente lei che non si vuole mettere la fascia e si è giustificata parlando di gesto patriarcale, quindi tutta la storia che hai fatto sul borgomastro non conta. Ti vorrei dire un'altra cosa per quanto riguarda le linee. Ogni tanto può succedere che la tecnologia si inceppi, anche perché abbiamo avuto un cambio di passo, per esempio, per i collegamenti da remoto. Ora usiamo un'altra tecnologia ed è normale che faccia rodaggio. Quindi questo spirito di patata non ho capito bene a che cosa serva. Va bene, adesso però è il momento di parlare di scuola, per cui parliamo con Anna Maria De Luca, la nostra preside pittrice. Questa settimana parliamo di diplomifici, parliamo del fatto che i nostri figli viene maggio e vengono stressati in maniera assurda con verifiche, interrogazioni e molto altro ancora. E poi ci sono anche dei premi da raccogliere e molto altro. Vai pure Sveva. Allora, questa sera torna ancora una volta la nostra preside pittrice, anzi ora si dice dirigente scolastica pittrice. Lei è dirigente scolastica del Liceo Montessori a Roma, ve lo ricordo, ed è Anna Maria De Luca. Buonasera cara, bentornata e ben ritrovata. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Allora, io vorrei capire una cosa. La solitudine dei numeri primi non è soltanto un romanzo. Pare sia anche un problema di voi dirigenti scolastici. Che problemi psichici vi vengono a causa appunto del vostro, Paolo VI avrebbe detto, della vostra posizione pinnacolare, che non è una battuta perché in realtà c'è uno studio in merito, o sbaglio?
Sì, esatto. Ecco, psichici è la parola giusta perché è uno stress fortissimo il nostro, che intanto è numerico, siamo 1 a migliaia di genitori, migliaia di docenti, no, migliaia di docenti no, però centinaia di docenti, migliaia di studenti. E quindi a lungo andare, adesso siamo arrivati a maggio, con tutte le, come dire, scadenze, incombenze, tutte le responsabilità che abbiamo, perché considera che noi abbiamo le responsabilità apicali, cioè abbiamo intanto la rappresentanza legale, quindi significa che qualunque cosa succede è colpa nostra, anche che piove ne rispondiamo noi. Siamo stazione appaltante, anche sopra soglia comunitaria. Abbiamo la titolarità delle relazioni sindacali e puoi immaginare che cosa significa andare a combattere con i sindacati, soprattutto in questi periodi. Abbiamo una responsabilità sulla privacy, sulla tutela dei dati, per non parlare poi delle responsabilità connesse ai contratti di lavoro, delle persone, delle graduatorie, dei docenti, degli ATA, tutto quello che riguarda i ragazzi. Guarda, non riesco neanche a numerarle perché sono tantissime, ma diciamo che è sempre stato così. Il problema è che adesso gli animi delle persone sono così violenti, non solo dei genitori, ma anche dei docenti spesso, che non ce la si fa. Arriva un momento in cui, soprattutto alla fine dell'anno, è facile crollare. Quindi il sindacato dei presidi, l'NP, ha fatto un sondaggio intervistando centinaia di dirigenti scolastici, ha presentato al Ministero i dati in questi giorni che sono dati appunto allarmanti, come hai detto. Certo, immagino. Senti, ma diciamo così, ovviamente io non vengo a chiederlo direttamente a te, ma parlando con i tuoi colleghi che naturalmente sono dirigenti come te, si sente questa pressione? Quando è che si avverte di più, soprattutto? Immagino ora, per esempio, che è quasi tempo di promozioni, bocciature, magari uno teme, dice cavolo, mi fanno ricorso, vengono con l'avvocato. Cioè, siamo arrivati a sto clima nelle scuole? Ma ti dico, io mi sono sentita male l'altro giorno, infatti mi stavo preparando per andare a scuola, sono svenuta proprio dallo stress per alcune cose che erano capitate a scuola, perché a volte si verificano situazioni proprio di mobbing nei nostri confronti da parte di alcuni docenti. Quindi per quanto riguarda me il momento critico è adesso, cioè è adesso. Sì. Ci sono momenti critici in tutto l'anno, però, insomma maggio, giugno tiri un po' le somme e quando vedi che tutto quello che fai, tutto l'animo che ci metti, eccetera, alla fine da parte di alcuni ha come risposta sempre la guerra, la guerra, la guerra solo ed esclusivamente perché tu rappresenti, il governo, nel senso che noi siamo dirigenti dello Stato e quindi che sia un governo di sinistra o che sia un governo di destra, comunque noi rappresentiamo il governo. E chi sta dall'altra parte, cioè ci vede come un nemico, cioè noi siamo delle figure istituzionali, siamo dirigenti delle istituzioni, non dei partiti, delle istituzioni, però spesso i docenti non lo capiscono e quindi se c'è un governo di destra ti massacrano da sinistra, se c'è un governo di sinistra ti massacrano da destra, senza comprendere che noi rappresentiamo lo Stato. Esattamente, rappresentate lo Stato. E lo Stato non è né di destra né tantomeno di sinistra. Il punto è che lo Stato c'è per tutti. Quindi, ma poi sai, queste sono logiche da anni 70 che io credevo francamente ormai lontane da tutto questo. Però venendo diciamo a questa situazione, a maggior ragione il peso di questo periodo si fa sentire e si fa sentire anche il rischio dei diplomifici. Mi pare che Valditara in questi giorni abbia preso provvedimenti anche per questo, perché da un lato uno deve barcamenarsi con dei genitori che mio figlio è Einstein e voi non lo avete capito, brutti maiali, vi faccio ricorso. Dall'altro lato esistono delle realtà dove ti basta pagare una sostanziosa retta ogni mese, viene giugno, qua c'è il tuo attestato, la tua promozione e così via. Ecco, come si garantisce la serietà dell'istruzione in questo paese senza scadere nelle sceneggiate? Guarda, Valditara sta facendo una grandissima battaglia per riportare proprio la serietà nella scuola, ma anche nella percezione della scuola.
mercoledì al Senato hanno votato appunto un decreto legge molto importante che, insomma, che tratta vari punti, e tra questi punti c'è proprio la stretta contro i diplomifici, cioè si è pensato che uno degli strumenti potrebbe essere quello di costringere tutte le scuole, quindi anche le private, ad avere la pagella elettronica, il registro online, no? Con un protocollo informatico che sembra una banalità, ma in realtà è fondamentale, perché alcuni addirittura si iscrivono in contemporanea in più scuole. Cioè ci sono dei giochetti, no, che fanno le scuole private che rilasciano i diplomi irregolari, giochetti che fanno da sempre, da anni, contro i quali il ministro sta appunto combattendo, che in questo modo andrebbero, come dire, cioè riceverebbero veramente una grande batosta, una grande batosta. Quindi insomma è una roba molto delicata questa, perché significa andare a toccare poteri economici di molte persone, cioè è un gesto, cioè è un decreto molto coraggioso, molto coraggioso. E praticamente viene impedito di sostenere 2 esami diversi in istituti differenti nello stesso anno, che è il giochetto che molti fanno quando si iscrivono, no, cioè ci sono delle scuole per esempio che non hanno primo o secondo anno, attivano direttamente l'ultimo, perché chiaramente i ragazzi quando vanno alla privata si iscrivono all'ultimo anno per fare l'esame, e quindi o se le inventano i primi anni o non li mettono proprio. Con la pagella elettronica c'è un controllo su questo, quindi non ti puoi tu, scuola privata, inventare classi che non esistono solo perché devi far diplomare uno che ti ha pagato un sacco di soldi. Certo. Oddio mio, non ho parole. No. E cos'è questa storia della pagella elettronica? È il registro elettronico che nelle scuole pubbliche c'è e nelle private no. Quindi adesso tutte le scuole saranno obbligate ad averlo. Molto bene, così lo possiamo consultare tutti quanti da casa. Oddio, ogni tanto le app non è che vanno proprio alla grande, però diciamo che non ci facciamo mancare niente. Senti, oltre a questo, la settimana insomma ha visto non poche prese di posizione del Ministero, e tra l'altro Valditara ha espresso solidarietà al personale scolastico aggredito in una scuola. Pronto? Eccomi, mi senti? Sì. Perfetto, allora riparto io, non ti preoccupare. Vai. Ecco, stavo dicendo, questa settimana Valditara ha anche espresso solidarietà al personale scolastico aggredito in una scuola palermitana. Ma è mai possibile che siamo ancora a quelli che menano i professori? Ma è mai possibile che non si possa avere un po' di rispetto per chi fa questo mestiere? Guarda, succede anche negli ospedali. Sì, quello Succede sì. anche negli ospedali, anche i medici dovrebbero essere rispettati, no? Purtroppo è un fenomeno terribile, sempre più diffuso, e anche qua Valditara si sta muovendo tantissimo. Cioè, finalmente ci sarà l'arresto in flagranza o quasi flagranza per chi commette un'aggressione nei confronti dei docenti e dei dirigenti, inasprimento delle sanzioni nei casi in cui le aggressioni provocano lesioni. Insomma, non si sono mai visti questi provvedimenti, quindi si sta cercando finalmente di tutelare e di difendere chi lavora nella scuola. E in più le scuole potranno costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari e chiedere anche un risarcimento patrimoniale da parte dell'aggressore, di chi ha aggredito, che se è maggiorenne, guarda, si parla di cifre anche alte, perché va dai 500 ai 10.000 euro. La cifra che dovrà pagare alla scuola il genitore che va ad aggredire un insegnante. E l'importo sarà destinato non all'aggredito, ma alla scuola. Perché tu, aggredendo un insegnante, aggredisci tutta l'istituzione. Certo. Quindi c'è una filosofia dietro questo discorso. Non è semplicemente tu aggredisci me docente, me dirigente e quindi mi paghi. No, tu aggredendo me aggredisci tutto il sistema scuola e quindi risarcisci la scuola. Certo. Senti, a te è capitata un'esperienza del genere, o comunque, diciamo, hai vissuto situazioni difficili di questo genere? Dove? In Calabria, mi è successo in Calabria. Oddio santo. Sì, mi è successo. Ho ancora un processo in corso da anni, solo che
una volta non si presenta un avvocato, una volta tu pensa che la persona in questione si rifiuta di ricevere la posta, cioè anche noi avevamo problemi quando da scuola dovevamo comunicare con questa persona, perché lei non riceveva la posta, cioè non voleva che che qualcuno della scuola andasse fisicamente a casa sua a portarla. E anche se riuscivi, con tutti i rischi connessi, a fare questa cosa, rifiutava le lettere, così come rifiutava le lettere del postino, le notifiche, quindi era praticamente irreperibile. E lo stesso problema si sta verificando col tribunale. Sì, sì. Ecco, in tutto questo appunto tu giustamente dicevi, sono dei genitori che vedono nei figli chissà quale grande potenziale e quanta grande diciamo presunzione mettono in tutto questo. Senti, ma in tutto ciò, questa settimana mi pare che il tuo liceo abbia vinto un premio. Che cosa dobbiamo festeggiare intanto? E complimenti ai tuoi ragazzi. Sì, abbiamo vinto un premio molto importante perché l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha tenuto molto a dire un premio su San Francesco, in particolare sul Cantico delle Creature. Sono passati tantissimi anni, 800 anni è l'anniversario, e noi abbiamo, cioè i ragazzi hanno collegato il Cantico delle Creature all'Agenda 2030, no? Quindi hanno collegato, che so, Sora Luce a come risparmiare la luce, Sora Acqua a come comportarsi con l'uso della plastica, e quindi hanno, come dire, interpretato in chiave 2025 il cantico, e la giuria ha apprezzato molto questa interpretazione moderna di un testo meraviglioso che rimarrà per sempre nella storia dell'umanità, e quindi abbiamo vinto il premio. C'erano varie categorie per le scuole superiori, hanno vinto 2 scuole in tutta la regione Lazio, una delle 2 è il nostro liceo, il liceo Montessori, quindi siamo molto contenti. Grazie a 2 insegnanti bravissime, Suor Rita e la professoressa Maria Paralla Rosa di matematica. Sì. Poi ti devo dire che Suor Rita è proprio una risorsa preziosa per la nostra scuola, perché lei insegna religioni, cioè lei porta i ragazzi nei templi di tutte le religioni, Sì. dal tempio induista al tempio buddista, e fa in modo che i ragazzi incontrino le altre religioni nel luogo delle altre religioni, spiegate non da lei, ma dai ministri di quelle religioni. Cioè, veramente insomma, li fa vivere in modo esperienziale le religioni, in modo tale che loro possano scegliere, e alla fine scelgono guarda, è una cosa un po' particolare, perché anche i ragazzi musulmani vogliono fare religione con lei. Ah, però. Perché sì, perché ha una tale apertura mentale, dà una tale apertura mentale che i ragazzi di tutte le religioni chiedono di fare religione con lei. E per noi è un grandissimo successo, è uno dei fiori all'occhiello proprio del nostro liceo, proprio la capacità di aprire al dialogo tra le religioni. Certo, e questa sarebbe la via giusta e non alcuni episodi che abbiamo visto questa settimana, insomma, più simili forse all'indottrinamento. Immagino che il ministro anche su questo avrà qualcosa da dire nei prossimi giorni. E adesso, diciamo così, vorrei porgerti un'ultima domanda, Anna. Questo è il periodo in cui i nostri ragazzi spesso vengono caricati di verifiche, interrogazioni, compiti. Valditara, eccolo qua che torna ancora una volta, aveva fatto una circolare in proposito. Ma perché si arriva a giugno e puntualmente succede questo? Perché si è perso tempo durante l'anno, perché si arriva alla fine dell'anno e spesso ci si rende conto che mancano tante pagine del libro che non sono state spiegate, mancano interrogazioni, mancano compiti in classe, e quindi i docenti danno un'accelerata finale sbagliatissima, perché è chiaro che va tutto calibrato nel calendario scolastico. Il calendario è chiaro dall'inizio cioè noi adesso sappiamo
abbiamo già votato in collegio quale sarà il calendario dell'anno prossimo, perché è un calendario regionale che poi le scuole possono modificare in parte, quindi è proprio una cattiva organizzazione da parte dei docenti arrivare alla fine dell'anno con un cumulo di cose, perché tu già a maggio dell'anno precedente sai quando inizia la scuola, quando finisce, quando sono le vacanze, dove sono i ponti. L'anno prossimo tra l'altro non ci saranno ponti, ce ne saranno pochissimi, e quindi la parte finale dell'anno è uno stress per tutti, lo è ancora di più per i ragazzi se chiaramente vengono pressati così. Quindi il ministro ha fatto questa cosa singolare, devo dire, per un ministro, ma necessaria, perché è proprio importante attirare l'attenzione dei docenti sulla necessità di darsi una regolata da questo punto di vista. Questo vale più per il primo grado che per il secondo. Cioè non è nel mio liceo per esempio non c'è questo problema, però quando ho avuto il primo grado mi sono trovata di fronte a questo problema, la scuola primaria, la scuola media, o si chiama secondaria di primo grado, a volte alla fine dell'anno ti rifilano interrogazioni, compiti a raffica di tutte le materie, anche più nello stesso giorno, e chiaramente per i ragazzi è uno stress infinito. Certo. Come si può Fa affrontare parte una della eh, fa parte della professionalità docente, sì. appunto, professionalità questa sconosciuta. Senti, ma come lo possiamo affrontare una cosa del genere? È una cosa, allora guarda, il punto è che nessuno può dire a un docente come insegnare, perché l'insegnamento è tutelato dalla Costituzione, è libero, no? Non puoi dire a un docente come insegnare né come valutare, quindi l'unica arma è quella della persuasione, quindi appunto che un ministro dica questo va nel senso della persuasione, cioè di far capire, di convincere i docenti che non si può correre alla fine dell'anno dopo aver rallentato per diversi mesi. Purtroppo non c'è altra via, non si può obbligare un docente di insegnare in un modo piuttosto che in un altro, a fare il programma in un momento piuttosto che in un altro. A parte che i programmi neanche esistono più, ci sono le indicazioni nazionali, ma senti? Sì, sì, Pronto? perfettamente, vai avanti. Sì, sì, è solo purtroppo si resta nel tema della persuasione, della persuasione. E questa è la cosa più difficile probabilmente da fare. Va bene, senti, quali sono ora i prossimi appuntamenti nel tuo liceo, per il tuo liceo? Andremo sull'Americo Vespucci. Che meraviglia. Sì. Settimana prossima a Gaeta, sì, ci imbarchiamo a Gaeta, andremo sull'Americo Vespucci, sarà una bellissima esperienza per i ragazzi e poi magari ti manderò delle foto. Va bene, molto bene. Molto bene. Allora, buon proseguimento e noi ci ritroviamo tra una settimana allora. Va bene, grazie, Grazie un a saluto a te. tutti. Ciao. Ciao, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie cara Sveva, alle 19:35 minuti e 30 secondi, qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Orbene, 02 9294 7222 se volete intervenire. La canzone che avete ascoltato era Ni Negrite a Radio Conga del 2008. Già che ci siamo, e in particolare diamo un'occhiata alle agenzie. Nel frattempo c'è sull'Ansa una telefonata Trump-Netanyahu sull'attentato di Washington. Stamattina è stata la prima notizia che vi ho dato in rassegna stampa sui giornali. Per ovvi motivi d'orario non c'era. Ieri sera alle 21:08 ora di Washington, alle 3:08 del mattino in Italia, un tale ha aspettato che la gente uscisse dall'American Jewish Museum di Washington e ha sparato, ha tirato fuori la pistola. C'era un gruppo di 4 persone e ha sparato colpendo e uccidendo una giovane coppia che era prossima al fidanzamento ufficiale, 2 giovani funzionari dell'ambasciata israeliana a Washington. La particolarità di questa vicenda è che l'incontro era un incontro per costruire ponti con Gaza. E malgrado questo signore, dopo aver fatto quello che aveva fatto, è entrato dentro il museo, nelle sale del museo, spaesato. La gente non si è accorta, la security non si è accorta che aveva addosso la pistola, e questo si è potuto aggirare tranquillamente nella sala dove si era tenuto il convegno, fino a quando davanti a un'organizzatrice si è presentato così, che non capiva nemmeno in che parte di realtà fosse. Lei gli ha offerto dell'acqua, lui a quel punto ha tirato fuori la keffiyeh rossa in stile Giordano e le ha gridato Palestina libera. A quel punto se lo sono portato via. Mentre io leggo e vi racconto questa cosa, a Milano in un negozio un tizio ha messo un annuncio in ebraico dicendo che non sono graditi gli ebrei qua dentro, degno erede di quelli che nel 1938 scrivevano questo negozio ariano. Ma noi siamo per la pace, pure gli ebrei sono per la pace, non pensare. Comunque, c'è una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Buonasera. Ciao Michele, ben trovato. Un saluto noblesse oblige, come va? Tutto bene, Antonino? Ma abbastanza, un po' di mal di gola, però ci siamo, dai. Com'è il tempo da quelle parti, nella Milano da bene? Uno schifo, ha piovuto tutta notte, oggi pare novembre. Mi sono rimesso la cravatta, che quanto dire. È diluviato? All'anima si è diluviato, Michele. No, qui nella capitale il tempo è relativamente sereno, dai, quasi primaverile, anche se ancora non è un caldo così forte, ma si sta abbastanza bene, dai, egoisticamente parlando. Vado con il mio punto? Vai tranquillo, vai Michele. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la talk radio in Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Sentenza storica della consulta per il riconoscimento dei figli di 2 donne nati da procreazione medicalmente assistita, la cosiddetta eterologa. Ora i bambini nati grazie alla procreazione medicalmente assistita realizzata all'estero avranno 2 madri e potranno essere iscritti all'anagrafe come figli di entrambe. La consulta ha stabilito che è incostituzionale vietare il riconoscimento di un figlio nato in Italia grazie alla procreazione medicalmente assistita praticata all'estero da parte di entrambe le madri di una coppia omosessuale. Quindi riconoscere come madre solo la donna che ha partorito e non la cosiddetta madre intenzionale, che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, secondo gli articoli previsti dalla Costituzione. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza depositata oggi, che ha ritenuto fondate tout court le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca. L'articolo 8 della legge sulla fecondazione assistita, la numero 40 del 2004, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia, la donna che ha fatto ricorso all'estero in osservanza delle norme vigenti a tecniche di procreazione medicalmente assistita, la procreazione artificiale, la cosiddetta procreazione dell'utero
affitto o procreazione medicalmente assistita abbiano stato di figlio riconosciuto anche della donna che del pari e spesso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale, si legge nel comunicato della consulta. Se questo, secondo le famiglie arcobaleno, è un grande passo in avanti che detta legge anche per il futuro, d'altro versante ci sono delle polemiche invece nella maggioranza. Ogni bambino, una mamma e un papà. Con la sentenza della consulta di oggi risulta ancora più urgente approfondire il tema della responsabilità genitoriale del donatore genitore, anche quando la fecondazione illecita in Italia venga fatta all'estero. Non si può pensare di sostituire il genitore, dunque il padre biologico, ledendo completamente il diritto del genitore ad avere una figura maschile di riferimento nel rispetto della Corte Costituzionale, come essa evidenzia l'illegittimità che tocca la legge 40. Se il diritto dei minori è quello di dover essere protetto, quello stesso diritto non può essere esonerare il padre biologico, ma rafforzare in Italia la sua responsabilità e i suoi diritti e doveri. E vado a concludere: chi a sinistra invece esulta per il riconoscimento di diritti negati in Italia non ha veramente a cuore le sorti dei bambini a cui invece verrebbe negata la possibilità di avere un padre e una madre. La verità sta sempre al centro, no? Il media est virtus, dicevano gli antichi latini, lontani da ogni forma di dubbio. E dunque io ti chiedo, è un passo in avanti di progresso per la società civile, oppure il fatto che ci sia la mancanza di una figura di riferimento che sia maschile o femminile, anche che poi nella coppia omosessuale in qualche modo viene ricoperta da uno dei ruoli dove c'è una parte più femminata e l'altra più mascolina, è un regresso? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Allora, caro Michele, grazie per aver introdotto questo tema. Io l'avevo letto nelle agenzie, non ho fatto a tempo a leggervelo, ve l'avrei letto in questa parte, ma adesso siamo in chiusura, tu hai sollevato il tema. Dico questo, ci sono delle cose che sono oggettive. Io posso anche scrivere che mi chiamo Napoleone Bonaparte, sono alto 1,90 m, porto la quinta di reggiseno, i capelli biondi e gli occhi azzurri e sono una donna, anche se mi chiamo Napoleone Bonaparte. Però resta un dato di fatto: i miei cromosomi sono quelli di un maschio, la mia struttura fisica è quella di un maschio, non sono bionda, non ho gli occhi azzurri, non sono una donna, non ho le tette. Dire riconosciamo la paternità dei figli di due mamme che l'hanno avuta con il donatore anonimo, resta sempre un fatto: quella, la bambina non è figlia di due mamme, è sempre figlia di un uomo e una donna. Questo non cambia, mi spiace dirlo, ma questo non cambia. E proprio perché non cambia, e proprio perché siamo figli di un padre e di una madre, che giustizia può essere? Come si può ritenere giusto privare un bambino della possibilità di sapere chi sia suo padre? Dice: ma chi m'ha messa al mondo? La fialetta. Ma qualcuno l'avrà pure riempita quella fialetta. Perché non lo posso sapere? Perché non ho un padre? Allora, io capisco che sono cambiati i tempi, capisco quello che vuoi, ma forzare, quello che non è, dichiararlo per legge, non è la soluzione migliore, non lo è affatto. Cioè, uno per legge può imporre tutto quello che vuole, ma la realtà resta sempre tale. Questa è la questione. Questa è la questione. Non si può parlare di utero in affitto chiamandolo gestazione per altri e dicendo: beh, però è una bella cosa. No, non lo è. Non lo è affatto. È lo sfruttamento di una donna. Stupisce che tutto un mondo woke, femminista o presunto tale dica: e vabbè, però la gestazione per altri. Non è gestazione per altri, è sfruttare una donna. E questo io lo trovo orribile, lo trovo veramente orribile. Va bene, abbiamo finito. Domani alle 7:30 la rassegna stampa, bella gente, insieme a me, oppure se non volete ascoltare la rassegna stampa vi sentite tutto il resto della nostra programmazione. Alle 18:05 trattabili, Zoom sarà ancora una volta tra di voi. Ah no, domani è venerdì, quindi c'è Lorenzo Viviani alle 17:30, prego, chilometro Zoom. Ci salutiamo con Ival Rafael, New Day Will Rise, dall'Eurovision
del 2025. Io voglio dedicare questa canzone a Sarah Lynn Milgrim e Jaron Lishinsky, che sono la coppia uccisa barbaramente ieri notte a Washington. Am Israel Chai, Israele vive. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.